I 300 anni della Madonna dell'Apparizione per l'isola sono stati un momento molto importante, per diversi motivi. È stato un motivo d'orgoglio poter dimostrare al resto della provincia, del comune, al resto del Veneto che l'isola di Pellestrina sa essere ancora viva, attiva e attaccata alle proprie tradizioni. Abbiamo accolto anche il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, che è stato entusiasta di come è stato organizzato e gestito tutto l'avvenimento. La cosa più bella di tutto ciò è che i pellestrinotti non hanno realizzato questa festa per gli ospiti, per i turisti, ma l'hanno realizzata da loro e per loro. È questo il valore dell'attaccamento isolano che mantiene quest'isola viva nonostante tutte le difficoltà, perché l'ultima volta, 30 anni fa, che è stato festeggiato in questo modo la ricorrenza, erano altri tempi, la pesca, la cantieristica, tutto era molto più attivo e c'era una situazione economica indubbiamente più favorevole. Adesso, con una situazione economica deficitaria, abbiamo comunque dato prova di poter fare ancora la nostra figura e di avere una sostanziale attività e attaccamento alle nostre radici. Non è finita la stagione nella nostra isola, ancora abbiamo una quindicina di giorni d'estate, adesso in corso la sagra di Portosecco e poi comunque anche a settembre Pellestrina saprà essere accogliente e verso tutti coloro che vorranno venire a visitarla.